Buongiorno nonnini, vi ricordate di noi? Io sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, con la mia cagnolina Brenda. Non ci siamo dimenticati di voi, ma in questo periodo la natura non offre molto per via del freddo ancora persistente. Comunque febbraio, che è il mese più corto dell'anno ed è passato, è anche quello che chiude la stagione invernale e con marzo si apre la primavera. Così nel prossimo video vi mostreremo una vegetazione più rigogliosa. Per questo incontro ho così pensato di farvi vedere qualche angolo del bosco che ha il suo fascino anche con gli alberi spogli. Nonnini, cosa ho scovato nel bosco? Il bucaneve è un fiore che viene chiamato anche stella del mattino, in quanto è il primo fiore a sbocciare alla fine dell'inverno, ma è anche uno dei primi fiori che segnala l'inizio della primavera ed è simbolo di speranza e di consolazione. Dove noi passeggiamo scorre il torrente Lura e guardate come Brenda si diverte con la sua amica Sheila. Appena vede il torrente, Brenda si tuffa e basta lanciare un pezzettino di legno che lei è felice, mentre Sheila la controlla e finito di fare il bagno è come se ricaricassero le pile.
fiore che nasce e cresce nei boschi è la primola. Spero che riuscite a vederla perché era un pochino lontanina. È una piccola piantina che cigellizia tutto l'anno con i suoi coloratissimi fiori, iniziando appunto a fiorire non appena iniziano ad attenuarsi i freddi invernali. Bellissima, vero nonnini? Anche questa volta è arrivato il momento di salutarci e vi lascio con una frase detta da Enrica Bonaccorti, che mi sembra una frase adatta alla situazione, sembra perfetta per incoraggiarci e farci credere in un futuro migliore, perché arriverà nonnini. La frase è: i bucaneve sono detti fiori consolatori, perché rappresentano la speranza per l'avvenire. Da oggi mi sembrano i fiori più belli. Un grande abbraccio da parte di Elena e di Brenda. Brenda? Ciao nonnini.